Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia e i titoli del nostro telegiornale. Ennesimo naufragio al largo di Lampedusa, morta annegata una donna originaria della Costa d'Avorio, salvi gli altri 46 migranti che viaggiavano sul barchino colato a picco. Fortino dello Spaccio aperto giorno e notte e sorvegliato da 7 telecamere. Operazione antidroga nel quartiere San Cristoforo di Catania, 4 gli arresti. Circonvallazione di Catania pericolosa. Dopo la morte della studentessa travolta mentre attraversava la strada, le municipalità chiedono persino la ricostruzione del ponte sul Tondo Gioia. Primo sì al ritorno delle province. L'ARS trova i soldi per far rinascere gli enti intermedi soppressi da quasi 15 anni. Si ipotizza un election day con le europee di giugno. Il 23% degli studenti siciliani dichiara di essere stato vittima di bullismo o cyberbullismo. Per contrastare il fenomeno la Regione presenta un progetto pilota che potrebbe diventare modello per altre aree del Paese. A Siracusa studenti, attori e registi realizzano un cortometraggio per accendere i riflettori sul fenomeno della dispersione scolastica. Calcio in Serie C, Catania e Messina già al lavoro. Lucarelli studia le mosse per la trasferta contro il Giuliano. Il Messina attende la capolista Juve Stabia. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale con un'altra tragica notizia che arriva da Lampedusa, ennesimo naufragio al largo dell'isola. Una donna originaria della Costa d'Avorio finisce in mare durante il trasbordo e muore annegata. Salvi gli altri 46 occupanti del barchino che è colato a picco. Il servizio di Tonino De Mano. Morire ad un passo dalla salvezza, ad un passo da quell'Europa sperata, inseguita e chissà anche sognata. La tragica fine della 26enne ivoriana caduta in mare a Lampedusa durante le operazioni di trasbordo dal barchino la motovedetta dei soccorritori ed annegata in pochi minuti sconvolge e lascia attoniti. Il gruppetto salpato da Sfax si trovava a 28 miglia a largo delle Pelagie quando è stato avvistato dalla Guardia di Finanza. È a quel punto che i migranti, nel tentativo di farsi notare, hanno iniziato ad urlare e a sbracciarsi, facendo però ribaltare il barchino. E nel tentativo di recuperare i naufraghi, una donna che si trova in compagnia della sorella è finita in acqua morendo annegata. I finanzieri si sono subito mobilitati per recuperare tutti i naufraghi, tra cui 11 donne e 4 minori, facendo intervenire un assetto svedese di Frontex ed un elicottero della Guardia di Finanza. Dal racconto dei sopravvissuti non ci sarebbero dispersi. Intanto, dall'ispezione cadaverica emergono particolari agghiaccianti sulla morte della bimba di 2 anni della Guinea avvenuta nel naufragio di Capo Ponente. La vittima aveva una manina priva di 2 falangi, una prova del fatto che la piccola sarebbe rimasta schiacciata probabilmente a seguito di una rissa sull'imbarcazione oppure per l'improvviso spostamento dei migranti sul barcone per paura di finire contro gli scogli. Racconti confusi e contrastanti che dovranno essere approfonditi dagli investigatori. Ma le partenze dal Nord Africa e quindi gli arrivi non conoscono soste. 88 migranti sono sbarcati tra la notte e l'alba a Lampedusa. 2 barchini partiti da Sfax, soccorsi dalla motovedetta della Guardia Costiera e dalla nave Aurora, a bordo dei quali c'erano 39 e 49 persone. Al momento sono oltre 1200 le presenze all'hotspot di Contrada Imbriacola, 103 sono i minori non accompagnati. La prefettura di Agrigento sta coordinando i trasferimenti a Porto Empedocle. Supermarket della droga scoperto e chiuso dai carabinieri di Catania nel quartiere San Cristoforo. 4 gli arresti, ce ne parla Emanuela Corsi. Avevano riallestito una piazza di spaccio nella stessa abitazione di San Cristoforo dove solo qualche mese fa i carabinieri avevano trovato Dante, il cucciolo di razza Rottweiler a difesa del fortino della droga. A finire in manette 4 pusher di 21, 22, 23 e 35 anni, gli ultimi 2 già conosciuti per i pregressi arresti. Questa volta però il piccolo cane da guardia è stato sostituito con ben 7 telecamere per videosorvegliare la casa di Via di Giacomo, dove preparavano le dosi di marijuana e le vendevano ai clienti. Qui gli spacciatori si erano suddivisi i compiti. Uno di loro era l'addetto alle immagini dell'impianto di videosorveglianza trasmesse su un imponente smart TV. Il secondo suddivideva la droga e la pesava. Un altro ancora la impacchettava e il quarto la smerciava ai clienti. Una catena di montaggio perfetta, messa in piedi sia per non far mancare lo stupefacente ai tossicodipendenti, sia per sorvegliare allo stesso tempo la zona. I carabinieri, attraverso appostamenti a distanza e seguendo anche i clienti che entravano nell'appartamento ad ogni ora del giorno e della notte, hanno fatto
scattare il blitz, facendo irruzione in quello che possiamo definire un supermarket della droga. In casa i militari hanno colto in flagrante i 4 soci mentre erano impegnati a svolgere le loro specifiche mansioni. Gli uomini dell'arma hanno trovato inoltre droga e soldi provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e i 4 sono stati tradotti nella casa circondariale catanese di Piazza Lanza. I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato Giovan Battista Vincitore per estorsione aggravata, un imprenditore e autoriciclaggio aggravato in concorso con Giuseppe Dall'Asta. Le indagini hanno accertato un modus elaborato dagli indagati per mascherare la provenienza illecita dei profitti dell'attività estorsiva. L'indagato avrebbe messo in favore delle vittime fatture false per prestazioni mai eseguite relative a forniture di materiale pubblicitario e materiale edile. Avrebbe pedinato e minacciato la sua vittima tempestandola anche di messaggi sul telefonino. Per questo un cinquantenne accusato di atti persecutori è scattato l'obbligo di dimora. Il servizio di Angelo Gagliano. Questi video faranno il giro di Catania. Questo è solo uno dei tantissimi messaggi che l'uomo, accusato di atti persecutori e di diffamazione, avrebbe inviato alla sua vittima, una quarantenne. A scatenare la fobia del cinquantenne sarebbe stato il rifiuto alle sue avance. Per la donna, che ha denunciato tutto alla polizia, era diventato impossibile vivere. Occhio ai movimenti che fate, perché avete le telecamere puntate tipo Grande Fratello. L'aveva anche scritto l'uomo, che era come ossessionato dalla quarantenne. Le indagini, scattate immediatamente, hanno portato all'obbligo di residenza per il cinquantenne. L'indagato non può recarsi fuori dal suo comune di residenza, ha l'obbligo di rincasare presso la sua abitazione entro le 20:30 e di non uscirne prima delle 6:30 del mattino, con l'obbligo di presentarsi presso la polizia giudiziaria in alcuni giorni della settimana. L'uomo avrebbe anche denigrato la donna, attribuendole molteplici relazioni, tra queste anche quella con un suo conoscente, e avrebbe poi inviato messaggi agli amici della donna, utilizzando svariate utenze telefoniche intestate fittiziamente a terzi, da qui anche l'aggravante della diffamazione con strumenti telematici. Condotte e stress avrebbero causato alla vittima uno stato di ansia e paura, tanto che negli ultimi tempi non usciva più con gli amici. Perché questa è violenza sulle donne, proprio su questo tema a Messina sono state realizzate tante coperte realizzate a maglia per simboleggiare la lotta alla violenza sulle donne. L'iniziativa nasce da una storia vera che è quella di Beatrice, ce ne parla Francesco Triolo. Coperte create a maglia e all'uncinetto, ogni pezzetto delle quali rappresenta un passo avanti nella lotta costante contro la violenza sulle donne, ma anche il cammino per l'emancipazione. 100 metri quadrati di coperte che rappresentano la capacità di completare un difficile percorso di recupero della propria autonomia. La storia di Beatrice la racconta Maria Celeste Celi, presidente del CIRS, il centro che si occupa dell'assistenza e del recupero di donne vittime di violenza e della gestione della casa famiglia. Beatrice è una bambina nata da una brutta storia di violenza, da una brutta storia di una ragazza piccola che è cresciuta al CIRS, ma che poi si trasforma nella favola, perché le favole ci sono quando ci si lavora sopra, quando ci si impegna. Quindi è andata a scuola, ha preso il diploma di licenza superiore, lavora, adesso Beatrice ha una famiglia, un papà, una mamma, e quindi quando è venuta qui quasi per caso, quando le nostre associazioni cucivano, abbiamo detto: è lei il nostro simbolo, è lei il simbolo della rinascita, è lei il simbolo che dalla violenza si può uscire quando si lavora in rete. La coperta di Beatrice nasce dunque per dire no alla violenza, ma anche per simboleggiare la rinascita da situazioni di vita drammatiche, il riscatto, l'importanza di una rete virtuosa di calore e protezione che funga da supporto in situazioni di vita talvolta drammatiche. Nell'ambito delle celebrazioni per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la coperta di Beatrice a Messina diventa il simbolo della costruzione di una rete virtuosa tra associazioni, scuole, privati, forze dell'ordine. Se non lavoriamo tutti in maniera coordinata, dall'aiuto alle donne, all'accoglienza, all'inserimento lavorativo, al lavoro sugli uomini, al lavoro sulla dipendenza delle ragazze, non usciamo da questo problema.
Adesso parliamo della circonvallazione di Catania, oggi una seduta itinerante della seconda e della terza municipalità per l'emergenza sicurezza. Si studiano proposte, alcune anche un po' d'antan, nostalgiche, come la ricostruzione del ponte sul Tondo Gioieno, oppure altre drastiche come la richiesta dell'esercito. Tonino De Mano. Una seduta itinerante della seconda e della terza municipalità di Catania, separate soltanto dalla circonvolazione, oggetto proprio dell'incontro. Riunioni, idee e proposte si rincorrono alla luce dell'emergenza sicurezza riemersa drammaticamente dopo la morte di Chiara, la studentessa di Solarino travolta ed uccisa sul viale Andrea Doria. Si cercano soluzioni, a volte anche suggestive e nostalgiche, come quella di ricostruire il ponte sul Tondo Gioieno. La soluzione, a mio avviso, è solo una: rifare il ponte, e io rilancio questa iniziativa a contrasto di quella scelta scellerata che è stata fatta dall'amministrazione nel 2013. Chi invece invoca l'intervento dell'esercito. Ma sappiamo benissimo che c'è carenza di personale, quindi io mi ricordo le parole proprio del sindaco, del primo cittadino, quando si è insediato, che ha detto che nel caso sarebbe necessario anche chiamare l'esercito, se non è possibile avere appunto le pattuglie qui a vigilare. Poche risorse, pochi uomini per la polizia municipale, costretta ad attendere tempi migliori. Insieme al sindaco chiaramente stiamo lavorando invece per il futuro, per cercare di aumentare il numero dei dipendenti, tra cui anche quelle delle forze di polizia locale, per cercare di avere un supporto maggiore e quindi affrontare questi temi in serenità. Ma l'emergenza sicurezza non può attendere ed allora il senso civico resta l'unica soluzione per evitare nuove tragedie ed altre lacrime. Prime riunioni in prefettura a Catania del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza della Festa di Sant'Agata. Per il neopresidente del Comitato dei Festeggiamenti è la prima esperienza alla guida degli eventi legati appunto alle celebrazioni per la patrona Sant'Agata. Adelaide Barbagallo. A Catania, ancor prima dei giorni della festa di febbraio, come ogni anno di Sant'Agata, si comincia a discutere in prefettura con la consueta riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, cui seguiranno altri incontri. A parteciparvi anche il neopresidente del Comitato della Festa, Carmelo Grasso. Per me è la prima volta appunto come presidente, è una nuova esperienza dal punto di vista personale, cercherò di rendere al meglio il mio servizio, mettendomi a disposizione della comunità. In prefettura tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, il sindaco Trantino e anche il parroco della cattedrale Barbaro Scionti. Questo è stato un primo incontro interlocutorio in cui abbiamo visto tante cose. Io ho detto scherzando non a 360 gradi ma a 380, che è una cosa che non esiste, un modo per dire che davvero abbiamo parlato con larghezza e con tanta serenità e tanto spirito di collaborazione. Prime interlocuzioni dunque fra tutti gli attori che dovranno gestire e assicurare la sicurezza durante i giorni della festa di Sant'Agata. Protesta degli studenti universitari davanti al monastero dei Benedettini di Catania per dire no alla riforma sul reclutamento dei docenti che prevede la frequenza di percorsi formativi a pagamento al fine di acquisire 60 crediti necessari all'abilitazione, corsi che potrebbero costare anche 2.500 euro il servizio. Oggi è necessario un insegnamento libero, è necessario poter diventare docenti senza dover pagare 2.500 euro. Studenti universitari in protesta davanti al monastero dei Benedettini di Piazza Dante di Catania contro la riforma sul reclutamento dei docenti del governo Meloni. Nel nuovo regolamento vengono introdotti nuovi e stringenti criteri per ottenere l'abilitazione all'insegnamento. Oltre alla laurea bisognerà ottenere anche 60 e non più 24 crediti formativi universitari attraverso dei corsi obbligatori che avranno dei costi fino a 2.500 euro a carico proprio degli studenti. È inammissibile questa manovra presente all'interno di questo decreto e che l'accesso all'insegnamento debba essere sì regolamentato ma sicuramente più libero. Un calcio alla cultura a tutti gli effetti e penso che gli insegnanti debbano essere valorizzati nella loro figura professionale e non penalizzati con un percorso che rende il tutto tortuoso e difficile. Proviamo a dargli una mano, proviamo ad aiutarli a diventare insegnanti anche quando non possono permettersi quei vergognosi 2.500 euro per partecipare a quel concorso, per conseguire quei 60 CFU per l'abilitazione. Inoltre l'accesso ai percorsi formativi universitari che permettono di acquisire i 60 crediti richiesti sarà a numero chiuso nel rispetto del fabbisogno stimato.
Noi non siamo neanche sicuri di poterci rientrare, non soltanto per la problematica economica, ma perché ci potrebbero dire abbiamo bisogno soltanto di 10 insegnanti e quindi facciamo il corso di abilitativo soltanto per 10 insegnanti. La formazione è un diritto dello studente, dicono i manifestanti, è uno strumento indispensabile di crescita delle professionalità che operano all'interno della scuola. Per questo deve essere garantita indiscriminatamente a tutti e deve essere strutturale nel tempo ed erogata dalle istituzioni statali. Adesso la politica torna, l'elezione diretta nelle province siciliane. L'ARS sono stati trovati i soldi che mancavano per far rinascere gli enti intermedi soppressi ormai 15 anni fa, del cui ritorno si parla da anni. Mancano ancora gli ultimi passaggi, ma si parla già di elezioni a giugno insieme alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Il servizio di Manlio Viola. Torna all'elezione diretta nelle ex province della regione siciliana. Con un inatteso colpo di mano la Commissione Bilancio ha stravolto il programma dei lavori e trovato la copertura finanziaria, mettendo le basi per un'elezione probabilmente già nel prossimo mese di giugno. Il colpo di mano è maturato in silenzio durante una seduta che doveva essere solo un passaggio tecnico in Commissione in vista della finanziaria regionale. La legge di stabilità dovrebbe essere infatti incardinata per il prossimo mese e si spera di poterla approvare entro la fine dell'anno. La seduta era dedicata all'approvazione dell'aggiornamento del NADEF, ovvero la nota di aggiornamento del documento economico e finanziario della Regione. Con un emendamento che aggiunge 2 commi all'articolo 4 viene approvata invece la copertura finanziaria per gli oneri che deriveranno dalle cariche elette nelle nuove province. Oneri che sono a carico delle province stesse, ma con un contributo regionale che viene fissato in 2.833.000 euro aggiuntivi rispetto ai trasferimenti nel 2024 e 5.766.000 euro a partire dal 2025. Di fatto nel testo originale erano già stati stanziati 5 milioni, con l'attuale stanziamento aggiuntivo si arriva a 10. Il costo complessivo è stimato in 20 milioni l'anno, quindi con le elezioni a giugno, magari insieme alle europee, i fondi per il 2024 adesso ci sono. Naturalmente la norma dovrà passare dal voto d'aula prima di diventare una legge operativa. Da scegliere c'è solo la data delle elezioni e la maggioranza sembra intenzionata a dar vita ad un election day, accorpando le provinciali probabilmente alle europee proprio di giugno. Non tutti però sembrano essere d'accordo, ma per giocare questa partita ci saranno ancora almeno 3 mesi dopo l'approvazione della finanziaria. Intanto cominciano le schermaglie, il PD ha già pronto il suo candidato per la presidenza della provincia di Palermo e la Lega, rivolgendosi agli alleati, rivendica una presidenza importante, se non a Palermo, in un'altra grande provincia. Adesso parliamo della lotta al bullismo e al cyberbullismo. In Sicilia parte un progetto pilota che mira a diventare un modello per le altre aree del paese. È stato presentato questa mattina a Palazzo d'Orleans a Palermo. Il servizio. Era sabato 11 novembre e Gabriele, tredicenne, vittima probabilmente di bullismo, si toglieva la vita sulle scale di casa a Villa Grazia di Carini, un suicidio che ha scosso e scioccato anche il mondo della scuola. A distanza di qualche giorno da quel gesto, la Regione Sicilia questa mattina ha presentato assieme all'ufficio scolastico regionale un progetto pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Il bullismo, prima il crack, la regione, il governo regionale è molto sensibile, vicino a chi soffre, genitori che pagano un prezzo per figli che soffrono questa patologia. Noi stiamo facendo la nostra parte, stiamo investendo in termini finanziari ma anche in termini di risorse umane, coinvolgendo anche la scuola, il mondo didattico, coinvolgendo i genitori, quindi sono progetti trasversali. Il 23% degli studenti siciliani dichiara di essere stato vittima di bullismo, il 7% di episodi di cyberbullismo, mentre il 17% ammette di aver preso parte a casi di bullismo e il 7% a quelli di cyberbullismo. È quanto emerge dal report regionale dello scorso anno, dati assolutamente inquietanti. Prevenzione e contrasto del fenomeno, quindi prevenzione intesa come attività di formazione a tutto tondo, formiamo docenti, formiamo studenti e la novità formiamo anche genitori, questa è una delle novità di questa proposta progettuale, e contrasto nel senso che poniamo in essere una serie di protocolli di monitoraggio dei casi, di presa in caso della gestione dei casi e di risoluzione con una linea telefonica dedicata e con una serie di partner che abbiamo cercato di riunire intorno al progetto di tutto rispetto, perché abbiamo Telefono Azzurro come Fondazione Nazionale che, come sapete, ha un'esperienza sulla gestione dei casi avendo una linea dedicata. Un progetto pilota che potrebbe diventare modello per altre aree del paese.
Adesso parliamo di un cortometraggio realizzato proprio dagli studenti per gli studenti con l'obiettivo di denunciare il fenomeno della dispersione scolastica. Lo hanno realizzato i ragazzi del liceo Gaggini di Siracusa con la collaborazione di altre scuole della provincia. Ci racconta tutto Francesco Aloi. Che fai? Non si ha a scuola? Studiare per il proprio avvenire è quello che non tutti fanno. La perdita del futuro è il cortometraggio realizzato dagli studenti per gli studenti. Gli studenti dell'Istituto Gaggini del Liceo Artistico sezione audiovisivo hanno pensato di realizzare questo cortometraggio sulla tematica della dispersione scolastica nell'ambito del progetto Cinema Scuola Lab con la regia di Igor Maltagliati. C'è la partecipazione di altre 5 scuole della provincia di Siracusa. Poco più di 6 minuti per denunciare il fenomeno della dispersione scolastica, una delle piaghe della Sicilia. Oggi classe? No, oggi no. E ora la professoressa che c'è lì? Dice che è morta mia nonna. Una scusa per non entrare in classe. Mentre gli altri studiano, c'è chi preferisce stare lontano dai libri, pensando soltanto al qui ed ora. Magari ci si gode una bella giornata di sole, ma ci si può avvicinare anche alla criminalità. Così però si uccide il proprio futuro. È il confronto con i più grandi a riportare il ragazzo sulla strada giusta. Il finale è molto significativo. Tutti entrano a scuola, proprio tutti. Complimenti a questi ragazzi, noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi ritorneremo per parlare di calcio di Catania e di Messina. Rientriamo in studio nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio. Catania e Messina già in piena settimana lavorativa per la prossima giornata di campionato. I giallorossi affronteranno la capolista Juve Stabia, mentre i rossazzurri saranno di scena in trasferta col Giuliano. Il servizio. Il successo con la Turris è servito a dare entusiasmo e ricostruire fiducia, ma adesso Cristiano Lucarelli ha il compito di plasmare il Catania secondo la sua mentalità e la trasferta di Giuliano diventa una tappa importante nel cammino di ripresa dei rossazzurri. L'intensità degli allenamenti è cresciuta, la carica del gruppo anche, il modulo probabilmente cambierà anche se non di molto, mantenendo la difesa a 4, magari con un solo riferimento offensivo dietro cui potranno inserirsi gente come Chiricò o Bocic. C'è tempo per pensarci da qui a sabato quando la comitiva rossazzurra partirà per la Campania. Intanto però c'è da affrontare il tema delle assenze. Il report medico di inizio settimana ha confermato la gravità dell'infortunio dei centrocampisti Rizzo e Ladinelli. Il primo dovrà operarsi al ginocchio per una persistente gonalgia e l'intervento sarà effettuato in artroscopia. Ladinetti ha accusato una frattura roturea composta con tempi di recupero da verificare. Anche a Messina si cerca di ritrovare fiducia ed entusiasmo, il momento non è positivo, 4 sconfitte consecutive, la sfida alla capolista Juve Stabia all'orizzonte. Sabato pomeriggio al Francoscoglio è una situazione di classifica peggiorata nell'ultimo mese e mezzo. Non c'è da sorridere, ma la squadra prova a fare quadrato. Ieri sera tutti a cena, insieme, giocatori e staff, col presidente Sciotto che ha confermato Modica. Sino a gennaio non si tocca nulla, ha detto. Una risposta è attesa dal campo. La Juve Stabia arriverà senza 3 squalificati e reduce da 2 pareggi consecutivi. Non un momento semplice per la capolista. E il Messina vuole e può approfittarne. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.